Continua il botta e risposta tra il sindaco Brugnaro e alcune sigle sindacali dopo che l'amministrazione ha firmato l'accordo per il contratto decentrato dei dipendenti comunali solo con la CISL. Gli altri sindacati hanno annunciato un referendum tra i lavoratori che si svolgerà a metà maggio, ma il sindaco replica. Io penso che non si possa fare il referendum se tutte le sigle non sono d'accordo nell'RSU. È la legge che lo dice, lo sanno benissimo. Ancora una volta mentono sapendo di mentire. Purtroppo qualche dirigente sindacale che ha sempre soltanto fatto il sindacalista di professione in questo comune, dice un sacco di balle. Balle e minaccia. I soldi non ci sono, specifica Brugnaro. Io non sto cercando lo scontro. Mi hanno offeso, mi fanno le barzellette, i girotondi, le cose. Sì, ma... Cioè questo qua lascia il tempo che trova, siccome abbiamo trovato 800 milioni di euro di debito, noi stiamo efficientando la struttura, non c'è dubbio che ci sono un sacco di problemi, dobbiamo rivedere tante cose, come quando si fa un trasloco, non c'è nessun dubbio che vanno migliorate un sacco di cose, ma è vero, come è vero, che non possiamo spendere quello che non abbiamo. Un messaggio poi lo rivolge direttamente ai dipendenti. Faremo operazioni verità, dovrà venire fuori chi realmente ha paura di perdere magari una serie di privilegi, magari di fare riposi quando forse anche sono in maniera eccessiva. Andremo a vedere chi si ammala il lunedì o il venerdì in maniera sistematica e poi fa lavorare gli altri colleghi. Anche ai colleghi dico, andiamo a accendere la luce, guardiamo con sincerità chi veramente sta facendo del bene al comune e chi invece sta facendo gli affari suoi. Purtroppo i privilegi sono questi e sono diffusi a tanta gente. Noi quei privilegi dobbiamo tagliarli, non possiamo più farlo, non abbiamo più le risorse, anche volendo non si può più.